88-77. Finisce così gara 6 della finale scudetto tra Umana Reyer e Dinamo Sassari sul parquet della squadra avversaria. Credo che sia stata la partita che doveva essere, nel senso una partita molto dura, molto maschia, in cui Sassari ha avuto il pregio di avere continuità in questo per 40 minuti. Noi l'abbiamo fatto soprattutto molto bene i primi due quarti, tenendo Sassari a 34 punti o qualcosa del genere. Fino a tutto il terzo quarto, quando avevamo ancora un po' di inerzia. Poi fine terzo quarto credo che due canestri di Tylos e di Spissu abbiano girato un po' l'inerzia. Noi ci siamo un po' allargati soprattutto difensivamente. Sassari ha continuato a giocare in maniera molto dura e credo che poi lì sia stato un divario difficile da rimontare, e credo che alla fine Sassari abbia vinto questa partita con merito. Per coach De Raffaele la conferenza post partita è stata anche l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la sfuriata di coach Pozzecco, che dopo aver perso la partita precedente si era lasciato andare a varie critiche, in primis il caldo del Taliercio che aveva definito un catino. Adesso cambiamo campo, torniamo a casa nostra e giochiamo questa ultima partita che decide un campionato, quindi è abbastanza, diciamo, ironica la cosa, perché dopo 10 mesi a massacrarci sia per noi che per loro sarà 40 minuti al fresco, quindi lo dico prima io di voi, se no diventa un'altra roba, e niente, andremo tutti in pantaloncini e calzoncini, così almeno siamo tutti più tranquilli e non si soffre di più con la giacca. Niente, complimenti a Sassari, e noi vado perché abbiamo l'aereo, se no si perde anche questo, si arriva alle 5 come stamattina, che siamo arrivati alle 4:15.